Ceramiche Déco, il gusto di un'epoca, dal 18 febbraio in mostra al Museo Internazionale delle Ceramiche. La mostra, a cura di Claudia Casali, concentra la propria attenzione sulla produzione ceramica italiana o internazionale a partire proprio da quella faentina che in quegli anni fu fondamentale per lo sviluppo e l'affermazione del gusto Déco in Italia. E allora figure di spicco sono in mostra qui al Museo Internazionale delle Ceramiche, quindi Rambelli, Nonni, Melandri, Bucci, Gatti, Guerrini, Drei, con tante forme e anche tanti colori. La mostra del MIC si abbina con quella del Musei San Domenico di Forlì. Art Déco, gli anni ruggenti in Italia. Una mostra importante promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì che fa parte di un circuito espositivo collaterale promosso dalla stessa Fondazione di Forlì in cui è compresa anche Magiche e Atmosfere Déco, curata da Beatrice Sansavini e Paola Babini presso il Padiglione delle Feste e del Divertimento di Castrocaro Terme. Ma tornando al MIC, sentiamo il commento del Presidente che anticipa già la mostra dell'autunno e naturalmente anche quella, oltre che del Vice Sindaco Massimo Isola, della direttrice Claudia Casali. Presidente, una mostra importante con una collaborazione importante alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e i Musei San Domenico. Sì, abbiamo cercato di fare una cosa insieme per poter esplorare più da vicino la parte ceramica qui a Faenza, dove in quel periodo c'erano degli artisti inarrivabili e quindi abbiamo voluto dare un po' di focus su quelli che erano stati appunto i nostri cittadini che hanno portato alto il nome della ceramica e dell'arte in quel periodo un po' in tutta Italia ma anche in tutto il mondo. Con l'obiettivo naturalmente di creare un legame fra Forlì e Faenza in una visita comune in 2 giorni consecutivi, quindi anche turistica. Ma sì, io credo che sia un ottimo completamento e una messa a fuoco di quello che sono gli aspetti decorativi della ceramica. La ceramica ha avuto un ruolo importantissimo in quel periodo e lo si rileva anche visitando la mostra di Forlì. Anche Forlì ha dovuto per forza mettere all'interno della sua mostra molta ceramica perché la decorazione nella ceramica raggiunge il massimo della sua espressione e in quel periodo certamente è diventato un arredo fondamentale della casa, della tavola e comunque della vita quotidiana. Mostra da febbraio-ottobre, ma già per l'autunno si prefigge una nuova mostra. Sì, abbiamo voluto quest'anno fare questa prima mostra sul Déco, ovviamente anche agganciandoci a quello che già a Forlì stavano disegnando, però verso la fine dell'anno avremo questa mostra sul Liberty, sempre focalizzato su una persona locale che era Achille Calzi, che però ha avuto delle radici qui da noi, ma delle espansioni della sua attività e i collegamenti della sua attività un po' su tutto il suolo nazionale, che in ogni caso è stata una persona che si identificava perfettamente col periodo Liberty. Quanto importante è questa mostra per il MIC e per Faenza? Molto importante perché è una mostra che succede qui a Faenza, perché a Faenza abbiamo una collezione permanente fondamentale nel mondo della ceramica, una tradizione, una storia fondamentale nel mondo delle arti applicate, decorative. Quindi noi oggi presentiamo una mostra temporanea che si protrarrà fino a ottobre, quindi un periodo comunque importante, che nasce in dialogo con una collezione permanente presente tutto l'anno. C'è uno specifico ceramico sul mondo del Déco importante, il Déco che viene anche indagato a Forlì in questi giorni, in una dinamica più complessiva, ha nella ceramica uno dei linguaggi fondamentali. Attraverso la ceramica gli artisti, i ceramisti, i designer e architetti di quella che definiamo Art Déco in quegli anni 20, anni 30, hanno trovato un mondo e l'hanno utilizzata in modo molto molto profondo. Ecco, guardando queste opere riusciamo a entrare nello spirito di quel decennio, di quel ventennio, ma riusciamo anche a entrare nella vita delle persone di quel decennio, di quel ventennio, attraverso opere che hanno una forte dinamica estetica, ma appunto ci richiamano anche a quello che stava cambiando nel modo di vivere delle persone, un cambiamento che io credo ha caratterizzato anche poi gli stili artistici e anche la vita sociale delle persone durante tutto il Novecento. Quanto è importante che questa sinergia Forlì-Faenza possa essere estesa a livello culturale in tutta la Romagna? È decisiva.
nel momento in cui noi abbiamo competitor, abbiamo un gioco da fare in un contesto nazionale e internazionale sempre più piccolo, io credo che i nostri saperi, le nostre intelligenze, i nostri giacimenti culturali debbano essere messi insieme sempre di più per poter far sentire la nostra voce di più. È richiesto oggi nel mondo della cultura una cifra stilistica molto forte, molto importante. Per poter svolgere un ruolo dobbiamo, io credo e possiamo stare insieme molto di più, e come è successo per esempio tra Faenza e Forlì a questo giro, diciamo, rispetto al dialogo sul déco, se lavoriamo insieme possiamo costruire degli unicum, possiamo costruire eventi, progetti che solo qui possono accadere, che è l'elemento più importante dal punto di vista della distinzione rispetto a un mondo così pieno di attività, di arte, di creatività diffusa. Ecco, quindi dialogare Faenza Forlì per noi significa portare avanti un confronto costruito nel tempo. Questo dialogo quest'anno è stato ancora più forte, speriamo e lo leggiamo sempre come una tappa di un avvicinamento tra le istituzioni culturali romagnole che hanno specificità diverse, competenze diverse, visioni forse diverse su alcuni temi, ma che insieme ci devono stare. Che cosa si trova in questa mostra al MIC? Tanta ceramica, soprattutto artisti e protagonisti locali che hanno avuto un percorso ed un'attività nazionale, se non anche europea, come Francesco Nonni. Quindi è uno spaccato dedicato alla ceramica nei rapporti anche con manifatture italiane e manifatture estere. Però anche grandi nomi, oltre a Nonni. Ah beh, certo, Rambelli, Guerrini, Melandri, Drei, Gatti e più le manifatture italiane con in primis Gio Ponti per Richard Ginori, Lenci, Rometti con Dante Baldelli e Cagli e poi le manifatture europee, quindi abbiamo veramente dei protagonisti assoluti di quello che è stato un gusto straordinario per un ventennio. In questa preview è stato anche detto è importante visitare prima Forlì perché qui c'è la continuazione. Sì, l'idea con i curatori e con gli organizzatori di Forlì è stato proprio quello di fare un progetto assieme. Non a caso è stato appunto pubblicizzato insieme, è un progetto di rete. A Forlì si ha quello che può essere definito l'ambiente déco attraverso i protagonisti dell'epoca, e poi qui c'è una sorta di monografica dedicata invece alla ceramica, esclusivamente alla ceramica. In mostra a Forlì il protagonista d'eccellenza della ceramica è Gio Ponti, ma come ho sottolineato nel testo del catalogo, il periodo e il déco è fondamentalmente la ceramica attraverso tanti grandi protagonisti che diventano fondamentali nelle Biennali di Monza e poi nelle Triennali. Quanto è importante ritrovare il gusto di avere la ceramica in casa, sia per l'uso che per il consumo visivo in questo caso? Ma, questo è un po' l'obiettivo che si poneva Gio Ponti nel raccontare quelle che era l'esperienza delle biennali e poi delle triennali. Creare l'oggetto moderno per la casa moderna e creare quel gusto che doveva appunto portare alla diffusione e alla propagazione di questa moda di avere oggetti in casa. Io credo che oggi attraverso la rivalutazione e la riaffermazione della ceramica che viviamo in tutti i giorni, ma che abbiamo appunto constatato ad esempio in manifestazioni come Argilla, stiamo ritornando a questa bellissima abitudine di avere un oggetto che rappresenti la nostra modernità e rappresenti la nostra identità. La ceramica appartiene alla nostra vita, alla nostra cultura, e credo che anche questa mostra dia la possibilità di riflettere su questa identificazione importante con un'epoca, e ci auguriamo che sia un po' il viatico per la riaffermazione e la valorizzazione della ceramica oggi.